Eder, Mac, Pallister. Due schede. Sul Samsung c'era una e lei lo usava esclusivamente per fare ricerche in internet. Tutte le ricerche sul divorzio, non su come stare a casa sposati, ma sul divorzio, le ha fatti col Samsung e anche tutte le altre cose tipo ricerca a casa. Nell'ultimo giorno il Samsung ha fatto solamente ricerche sulla Formula 1 perché erano appassionati di questo, lei, Sebastiano, ma erano sempre, diciamo, collegamenti ad internet. Però ce n'è un sacco perché nel giorno 12 ultimo, entro le 8 ne ha fatte 17, un totale di 213. Io dico due cose: o lei glielo ha tirato dietro perché erano in baruffa sicuramente, la sera del 12 sono tornati da grado, l'atmosfera non era un granché, o lui se l'è preso, questo è mio, punto. Ecco perché la mattina dopo adesso è emerso cosa lei avrebbe dovuto andare a cercare alla Wind, prendersi un telefono suo, semplicemente, per la prima volta probabilmente, perché quelli precedenti erano tutti procurati da Sebastiano. E lei mi ha detto solo, velocissima, durata poco di telefonata, devo passare alla Wind per fare un'operazione e attarderò mezz'ora, le sue ultimissime parole. Bisognerebbe sapere come sono gli amici di vecchia data, che ti possono dare una mano. Si trovano soprattutto se si vuole cercarli. Comunque non si sono trovati. Non perché non ci sono, forse. Lei allora, io dico, studiando le cose adesso a posteriori, lei è stata tenuta da qualche parte per tanto di quel tempo che uno poteva fare tutto quello che voleva per cancellare tutte le eventuali impronte, orme, tocchi, DNA, bla bla, che lei avesse potuto avere addosso o no. Vaporizzandola, non so come, non ho idea. Io penso che esista un sistema per cancellare su di te tutte le eventuali tracce di DNA. Per bocca di Salvatore, che è l'amico del cuore. Quando si è trovato quel recinto che è tuttora circondato da un nastro e che lì hanno detto che era stata trovata, quello è stato il punto dove io ho messo la mia rosa periodicamente, è venuto fuori, perché tutti quelli che hanno letto il Fandone possono confrontarlo, che non era quello il punto preciso dove lei è stata trovata, ma una decina di metri più avanti verso la scarpata. E verso la scarpata 10 metri più avanti, dove finisce la rete, c'è un solo punto dove io ho lasciato da allora le rose. Fino a quando viene fuori questa verità parlerò molto meno. Mi sono reso conto che qualche volta ho esagerato nei particolari dettagli, eccetera. Era meglio che mi mangiassi la lingua, come sarebbe meglio se la mangiassero tutti i sciacalli di cui parlavo prima. Però tutto quello che ho detto io veniva fuori dal cuore. E per pulire l'eventuale figura non pulita che tanta gente pensa che era in lei, perché lei obiettivamente tradiva il marito. Poi questa è purtroppo, a rigor di logica, se una moglie va con un altro, ora non ci vuole tanto, insomma, parliamo italiano, eccolo. E questo succedeva da 3 mesi o 4, ma sono più che sufficienti. E però ha cominciato a cercare come divorziarsi diversi mesi prima. Io c'entravo quasi niente, probabilmente lei, bisogna guardare quando cercava questo famoso divorzio. Lei sarebbe morta se io fossi stato in pericolo. Certo, me l'ha detto lei. Io ripeto le cose che ci siamo detti con Liliana, senza problemi. L'ho dichiarato il 15 dicembre in pretura, per cui non ci sono segreti. Leggetevi bene la mia deposizione del 15 dicembre e ci sono tutte queste cose dentro. Punto. Chi è la prima persona a cui hai raccontato tutto? È stata mia figlia. Prima non potevo né volevo farlo perché in teoria poteva succedere che lei ci ripensava, come giustamente ha detto lui, ma se ci ripensava tutto finiva, l'ufficialità veniva il 19 dicembre. Quindi Claudio Sterpin racconta tutto subito a sua figlia. Sua figlia sapeva quindi di questa amicizia? No, per cui no, e quindi tanto più non ho niente da dire. E quando l'hai saputo? Il giorno della scomparsa. Liliana, tu l'avevi mai vista nella tua vita? No, qua no. Io il martedì mattina... Già, ovviamente se lavori non potevi averla vista. Questo zirconio doveva essere trovato 3 anni e mezzo fa, siamo un poco in ritardo. Comunque, meglio tardi che mai, l'ho già detto. La procura di prima, quella che ha avuto in mano il caso,
ha lavorato 1 anno e mezzo per venire a dirci che lei si è suicidata, punto e basta, per capirci. Adesso, per fortuna, la procura, la condotta della procura è cambiata, per dirla più correttamente, e speriamo veramente che vadano in fondo alle indagini, ecco, cosa peraltro che doveva essere fatta 3 anni e mezzo fa, meglio tardi che mai. L'ipotesi di cui si parla, di cui parlano anche gli avvocati, corrisponde esattamente al disegno che era stato preparato da qualcuno, non ho idea chi, ma non può essere che così. Lei doveva essersi suicidata, per questo è successo tutto il martedì ed era premeditato secondo me da tempo, perché venendo lei in casa mia io diventavo un punto chiave della sua scomparsa, è chiaro, non per fortuna, per combinazione dovevano lasciarla entrare in casa mia, così chi lo ha fatto. Sono convinto che è stata studiata tutta questa manovra, non riuscirò a vivere fino a là perché si protrarrà per decenni probabilmente tutta sta storia stramaledetta, però da dove sarò tirerò l'orecchio a qualcuno, perché sono convintissimo che questo è un fatto premeditato, doveva succedere il martedì perché lei veniva da me. Infatti ancora adesso viene tirato in ballo il fatto che lei, sconvolta dal fatto di non sapere se rimanere a casa mia o con me e lasciare Sebastiano oppure no, sconvolta non è rimasto altro che suicidarsi. Ok, allora se si è suicidata spiegatemi come è andata là, cioè si è suicidata come e dove, chiedo, subito dopo chiedo come mai l'hanno trovata in quel posto, perché lì non può essersi suicidata lei. Chi lo dice è veramente poco intelligente, semplicemente per i fatti come sono successi. Cioè lei si presenta là con sacchi neri sopra e sotto, finti sacchi bianchi attorno alla testa, per tentare di far che si è autosoffocata. Si sa benissimo come succede, io purtroppo ho le prove perché il figlio di un amico mio carissimo, una ventina d'anni fa o più, ha trovato la morte proprio per questo, per gioco, morto soffocato. Ok, Lili è morta soffocata, dove? Quando? E chi l'ha portata là? E come mai aveva addosso un pezzetto di cordino che viene da casa sua, mai utilizzato perché era posato là? Ha messo a posto le cose? Chiedo, non può essersi tolta la vita là perché lei non è stata più vista dopo Piazzale Gioberti, non sulla strada per il boschetto. Lei non c'è nessuna prova che sia andata in quel posto da sola. E qui per fortuna Sterpin dice non c'è nessuna prova che sia stata vista dopo Piazzale Gioberti, quindi afferma che c'è una prova che lei viene vista fino a Piazzale Gioberti, altro che sosia. Non c'è una prova. Dopodiché, visto che si è suicidata, anche se lo ha fatto là, chi ha toccato tutto per spostare, non so, il sacco che le è servito per soffocarsi? Cioè, dopo essere morta, ha messo a posto le cose? 2, è la cosa più importante in assoluto per me. In quel punto dove lei è stata trovata, ho le prove provate pochi giorni dopo il suo ritrovamento, e c'era una traccia defeccata di cinghiali lunga 3 metri.
A fronte di questa, sempre sul sentiero a 2 metri da dove lei è stata deposta, dopo trovata, c'erano almeno 2 metri di scavi che i cinghiali fanno con le loro zanne in cerca di radici, tuberi, eccetera. Queste sono prove. Quel posto, e io lo sapevo diciamo per partito preso, se vogliamo, tutto quel posto là pullulava di animali selvatici e soprattutto di cinghiali. Se lei passava lì una sola notte in più di una, finiva sfigurata. Il cinghiale mangia tutto di una persona, tutto meno che i vestiti, tutto, il femore e il cranio. Non è possibile che lei abbia passato in quel posto più di 12 ore. Lei è stata portata là, qualcuno lo ha fatto, è chiaro, perché se no non c'è una prova, che si possa essere suicidata. Lei è stata portata là già cadavere da un qualcuno la notte tra il 4 e il 5 di... Non mi intendo di queste cose, purtroppo per me ci sono caduto dentro dopo gli 80 anni, prima non sapevo cos'era, giustizia eccetera, per capirci, per cui ci sono veramente caduto, non avrei mai pensato che potesse succedere. Volevo però rispondere al fatto soprattutto del mio rapporto con Liliana. Allora, mi sono state quasi estorte, perché l'ho fatto su invito di farlo, notizie su cantine, soffitte, dove c'era il pulmino, la sede della società, dove noi, io e Lilli, ci trovavamo soprattutto nell'ultimo anno più spesso, ma anche talvolta negli anni precedenti. Una volta in tot perché era socia della società, per capirci. Allora, tutte queste visite a cantine e soffitte che erano state rimesse a nuovo, potrebbe entrarci chiunque. In terra di quelle cantina e soffitta si potrebbe buttare la polenta, per capirci. Tanto sono raffinatamente o erano raffinatamente pulite, ora sono state vendute, per capirci. Allora, io fino a quando era puro gossip, parlavo, mi veniva estorto, chiamiamolo così, parere su cantine, soffitte, il pulmino, eccetera. Adesso all'improvviso non valgono più per dare una dimostrazione supplettiva, una dimostrazione in più del nostro frequentamento. Allora, cos'è che serve? Io la portavo nel pulmino che era posizionato a piscina in un parcheggio, nella sala della società, in soffitta, in cantina, stavamo lì un paio d'ore a bere uno spritz Aperol e a mostrarci l'album dei francobolli. Domanda banale: a chi non vuole credere sul nostro rapporto? Claudio Sterpin ha sbagliato a tentare di convincere chi non credeva alla sua relazione con Liliana, perché le persone che non credevano non avrebbero creduto nemmeno se fosse stata la stessa Liliana a confermare questa relazione. Chi invece poteva credere, semplicemente basandosi sul comportamento logico tenuto da Sterpin, sui messaggi che erano presenti nei dispositivi, non aveva bisogno di alcun rinforzo.
bisogna essere anche qua poco intelligenti a pensare che io con Liliana, soprattutto nell'ultimo anno, dico soprattutto nell'ultimo anno perché io rimanendo vedovo, per lei si è aperto uno spiraglio in più e adesso all'improvviso mille telefonate valgono zero, che tiri fuori qualcuno un altro numero di telefono che solo 100 volte in meno ha avuto contatti con Liliana in quell'ultimo anno. Ma se uno non vuol credere una cosa non la crede neanche, tanti dicono ancora oggi che la terra è piatta e affari loro. Allora se tutte queste cose, ripeto, io sono stato consigliato, non dico da chi. Anche questo sembra un segreto di Pulcinella. Sterpin per la prima volta disse a me della cantina e della soffitta in un incontro a Monza, ma poi disse anche che a verbale era stato messo su insistenza di Penelope. Ripeto, io sono stato consigliato, non dico da chi, di raccontare queste cose, se no non le avrei fatto per niente. Cantina, soffitta, eccetera, ho le prove che mi è stato chiesto di dirlo per rendere più credibile il nostro rapporto. Se uno, non parliamo degli anni precedenti, nei quali io ho dichiarato il 15 dicembre del 21, dichiarazione mia, la prima volta che sono andato in polizia, il giorno successivo alla sua scomparsa, io ho dichiarato che io e Liliana in 42 anni, erano passati 42 anni di conoscenza, non ci siamo mai persi di vista e le frequentazioni oscillavano. L'ultimissima parola, due sono le parole, tanti tre, che parleremo domani. Triestino schietto, che vuol dire domani che parliamo. Ed erano le 8:23 o 24 del 14 mattina. L'ultimissime due parole sue che io ho impresse nella mente. Che parleremo. Voleva dire tutto, voleva dire che aveva delle cose particolari da dirmi, secondo me, che però non potevano essere dette per telefono. Era sempre materialmente serio. Quando Liliana Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.